E qui con il mister Angelo Bognam, allenatore della Super Giovane Castelbuono. Mister, partita equilibrata fra queste due compagini, come la valuta lei? Allora, intanto saluto a tutti, abbiamo fatto una grande partita, soprattutto i primi 20-25 minuti. Abbiamo avuto 4-5 occasioni da gol potenziali e 4-5 occasioni da gol importanti, abbastanza nitide, dovevamo andare in vantaggio, loro sono stati bravi a resistere, noi siamo stati un pochettino frenetici nell'ultima scelta, abbiamo sbagliato l'ultimo appoggio, il tiro in porta. Poi la partita, il secondo tempo si è equilibrata, disturbata da un forte vento, loro sono rimasti in partita, hanno lottato su ogni pallone e poi alla fine abbiamo anche rischiato di perderla. Purtroppo pensavamo di poter vincere oggi perché la squadra ha lavorato bene in settimana, però non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, perché anche oggi diciamo che per la maggior parte della gara siamo stati presenti in campo, siamo stati padroni del gioco, abbiamo fatto bene. Che c'è da dire? Questa è una squadra che ha 38 punti, questa è una squadra che all'inizio dell'anno tutti davano i pronostici come retrocessa a novembre, questa è una squadra che ha fatto una finale di Coppa Italia, questa è una squadra che si è salvata con largo anticipo. Non ci accontentiamo, cerchiamo di lottare partita dopo partita e poi vediamo dove si arriva. Ha visto dei miglioramenti nel Geraci rispetto al girone d'andata? Geraci è una buona squadra, ha buoni elementi, è allenata abbastanza bene, è un'ottima società. Loro giustamente in questo momento sono invischiati nella lotta per evitare il play-out e quindi qui sono arrivati cercando di lottare su ogni pallone, lo sapevamo. Sono una buona squadra, secondo me possono uscire fuori da quella zona calda. Però pensiamo a noi, pensiamo a chiudere bene la stagione, rimangono altre 5 partite, ora andiamo a giocare a Mazara contro il Mazara 46, cercheremo di fare bene perché chi mi conosce lo sa, cercheremo sempre di dare il massimo, chiedo tanto ai miei giocatori perché il nostro obiettivo è quello di fare più punti possibili. Sono con Andres Iantus, centrocampista Super Giovane Castelbuono. Andres, ormai nei tuoi piedi c'è un goniometro. Va bene, grazie Peppi. Penso che oggi è stata una partita difficile, abbiamo giocato come giochiamo sempre noi, ma stiamo sbagliando troppo quando arriviamo in porta dell'avversario, quindi penso che se sistemiamo questa cosa possiamo cominciare a tornare a vincere. Niente, questo. Andres, questa partita contro Ilio Mazzara, altra grande sfida. Cosa ne pensi? Sarà una partita difficile perché in questi giorni ho sentito che loro si diceva che avevano un cassino e tutta questa cosa, che vedo che non è vero perché oggi hanno vinto, sono una squadra forte, sono una squadra che si fa rispettare e niente, dobbiamo andare lì e cercare la vittoria, ma non sarà facile, sarà molto difficile perché è una squadra con una qualità spettacolare. Manca ancora quel gol, Andres, dai 30 metri alle volte fai partire delle conclusioni piazzate che poi diciamo sono ancora un po' imprecise, ma secondo me poi diventeranno importanti. Speriamo. Mi manca il gol da tanto tempo, in questa stagione non ho fatto ancora un gol, è un po' vergognoso, ma niente, ci sta perché non provo tanto, ma quando provo riesco a trovare la porta, ma sempre c'è un portiere che fa bene, che fa qualcosa o magari la palla esce da poco, niente.